notte di follia in un bed and breakfast di Verona, lite fra due operai portoghesi per una sigaretta negata, uno dei due sferra una coltellata all'altro che muore dissanguato, il presunto responsabile in questura. Ancora una tragedia sul lavoro in Veneto, ieri pomeriggio a Cavarzere, operaio folgorato dall'alta tensione, aveva appena 40 anni. Oltre 5 milioni di euro da rifondere alla Regione Veneto per danni di immagine a causa del coinvolgimento dello scandalo Mose, stangato della Corte dei Conti che ha condannato l'ex assessore Renato Chisso. A Treviso la prefettura pubblica un nuovo bando per l'accoglienza dei migranti e punta a collocare nei comuni che finora hanno detto di no, soprattutto nel centrodestra. Incendio nel tetto di un'abitazione a Malo nel Vicentino, il rogo distrugge la casa, vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte, fortunatamente nessun ferito. Chiude da oggi per motivi di sicurezza lo storico liceo artistico Pietro Selvatico di Padova, appello di 60 docenti perché non venga abbandonato del tutto. Mostra del cinema, oggi a Lido di Venezia, il giorno di Robert Redford e Jane Fonda, premiati con il Leone d'Oro alla carriera. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. Questa è la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca di una notte di sangue e follia in un bed and breakfast nella parte sud di Verona, dove c'era un gruppo di operai portoghesi, 7 che erano alloggiati in quella struttura per lavoro. Qualcosa è successo nella notte, una lite, forse per un motivo davvero banale, e poi l'omicidio. Sentiamo. Una lite violenta per una sigaretta negata finché non è spuntato un coltello. E poi il sangue, tanto, troppo, un fendente che recide l'arteria femorale e non lascia scampo alla vittima. Si consuma così una notte tragica in un bed and breakfast nella zona sud di Verona. Una discussione fra due cittadini portoghesi facenti parte di un gruppo di 7 operai, sempre portoghesi, che si trovavano in città per lavoro ed erano stati alloggiati nella struttura turistica. Istanti di follia, le grida e la chiamata al SUEM poco dopo le 21, ma i medici non hanno potuto fare nulla per uno degli operai, il 58enne Joaquim Manuel Fajardo Moyo, morto per dissanguamento. Assieme ai sanitari arriva anche la polizia, la squadra mobile con la scientifica, struttura sotto sequestro e indagini serrate. Al momento c'è un 37enne fortemente sospettato dell'omicidio, ma non c'è ancora un arresto o un fermo. Le indagini degli investigatori in queste ore sono volte proprio a capire come sia nata e si sia sviluppata la tragedia e accertarne la responsabilità. Una sigaretta negata sarebbe stata la miccia che ha fatto accendere il fuoco del dramma. Assurdo e incredibile. E nel veneziano c'è una Cavarzere sotto shock per la morte di un 40enne operaio folgorato nel tardo pomeriggio di ieri mentre lavorava. Stava lavorando su una piattaforma aerea vicino ai cavi dell'alta tensione quando Adriano Danieli, operaio 40enne originario di Cavarzere, è morto folgorato in località Fenilon. È successo giovedì pomeriggio poco prima delle 17. La piattaforma mobile è stata alzata verso l'alto per esigenze di lavoro. Nella ditta infatti c'è un silos utilizzato per demolizioni aziendali, smaltimento e movimento terra. La torre industriale si trova a pochi metri da una linea di elettricità continua a medio-alta tensione. Proprio questo macchinario aveva bisogno di un intervento di manutenzione. Il mezzo, governato dal 40enne, si è dunque avvicinato al silos e il tecnico è salito sulla piattaforma iniziando ad armeggiare con i comandi che ne regolano elevazione e posizione. Proprio in quel momento la scarica l'ha colpito in pieno. I colleghi hanno tentato di avvicinarsi ma nessuno è stato in grado di poter toccare il mezzo su cui l'uomo stava operando. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose dal rischio che altre scariche potessero interessare il braccio meccanico. La vicenda dovrà ora essere chiarita dagli ispettori dello Spisal dell'Ulstre Serenissima insieme ai carabinieri. Allora parliamo dell'inchiesta sulle ex popolari venete. I PM della Procura di Roma hanno infatti trasmesso ai colleghi di Treviso per competenza territoriale l'esposto presentato nei mesi scorsi da Pietro Dagui, ex amministratore delegato del gruppo BIM, nei confronti di Veneto Banca e dell'ex AD Vincenzo Consoli per estorsione e truffa aggravata. Si tratta dell'esposto che ha preceduto quello attualmente al vaglio degli inquirenti di Piazzale Clodio su presunte incongruenze segnalate dallo stesso Dagui in materia di vigilanza da parte della Banca d'Italia. Nella denuncia presentata contro Veneto Banca, l'ex AD del gruppo BIM ricorda le tappe che a partire dal 2008 portarono alla fusione della banca d'affari con l'Istituto di Credito Trevigiano, operazione da alcune centinaia di milioni di euro che la banca, guidata all'epoca da Consoli, pagò con azioni proprie. Quando BIM, precisa Dagui, tra la fine del 2014 e l'inizio dell'anno successivo cercò di uscire da Veneto Banca per strategie non più condivise, rivendicò la messa all'incasso delle azioni di Veneto Banca. Tale obbligo, tuttavia, è detto nella
denuncia non fu mai ottemperato. Adesso dalla questione banche, dallo scandalo ex Popolari Veneti a un altro scandalo che continua a far discutere, anche perché le inchieste sono ancora aperte. Parliamo però di un'inchiesta della Corte dei Conti e parliamo di Mose, un'altra stangata per l'ex assessore regionale Renato Chisso da parte della Corte dei Conti che lo condanna a pagare oltre 5 milioni di euro. Sentiamo perché. Dopo il patteggiamento a 2 anni, 6 mesi e 20 giorni con una confisca di 2 milioni di euro decisi dal Tribunale di Venezia, ora è arrivata la sentenza della Corte dei Conti che condanna l'ex assessore regionale Renato Chisso a pagare ai veneti 5.376.156 euro e 42 centesimi a titolo di danno di immagine e di servizio causati alla Regione nell'ambito dell'inchiesta Tangenti Mose. Sono state dunque accolte le richieste del PM contabile che nell'udienza dello scorso luglio aveva sostenuto come la società silente degli onesti reclami una risposta. La reclamano i suicidi di tanti imprenditori veneti, si diceva, la reclama l'economia di un territorio che era traino d'Italia. Per la magistratura contabile Chisso ha incassato le tangenti del Mose secondo 3 modalità: un parastipendio, 250.000 euro all'anno per 9 anni, pagamenti episodici ma regolari e infine versamenti emergenziali legati a singoli problemi da risolvere. Ad accusarlo non solo l'ex presidente del consorzio Venezia Nuova Mazzacurati, ma anche l'ex AD della Mantovani Baita e l'ex AD di Adria Infrastrutture Minutillo. A Treviso adesso, dove sappiamo che il fronte profughi, come in altre province del resto, è sempre caldo e dove la prefettura pubblica un nuovo bando per l'accoglienza dei migranti e punta a collocarli, come aveva già promesso, nei comuni che finora hanno sempre detto di no e sono in maggior parte, ma non tutti, di centrodestra. Nuovo bando per l'accoglienza dei migranti pubblicato ieri dalla prefettura di Treviso. I numeri parlano chiaro, adesso a fare la propria parte dovranno essere i comuni che finora hanno detto no. Il bando è finalizzato a far fronte ai nuovi arrivi, quelli da qui a fine anno, ma anche ad alleggerire le strutture ancora sovraffollate, dall'ex caserma Serena di Dosson all'ex Zanusso di Oderzo. 2.700 i richiedenti asilo attualmente ospitati nella Marca, ma ad accogliere sono circa la metà dei comuni del Trevigiano. L'avviso di gara della prefettura mette ora alle strette l'altra metà. Nero su bianco il numero di migranti per territorio per un totale di 1.880 unità e una base d'asta di 6 milioni di euro. Alcuni comuni non hanno raggiunto la quota stabilita dall'ANCI, come Castelfranco, dove oltre ai profughi attualmente ospitati dalle associazioni ne potrebbero venire destinati altri 104, 82 a Conegliano, 103 a Montebelluna, amministrazioni leghiste o di centrodestra come Paese Quinto, dove ne vengono previsti 59 e 20, oppure Villorba 55, ma anche di centrosinistra come Silea con 33 e Preganziol con 38. Resta da vedere ora come la prenderanno i sindaci. Ero curioso di sapere com'era dentro la base di Aviano, così si è giustificato il marocchino residente nel Trevigiano arrestato mentre tentava di entrare nella base americana. Aveva a disposizione diversi badge fasulli. Si è contraddetto più volte il marocchino 25enne residente a Godega di Sant'Urbano, arrestato la notte del 7 luglio dopo aver cercato di entrare nella base militare di Aviano con una card fasulla. Ero sempre stato curioso di sapere cosa ci fosse all'interno dell'area, avrebbe detto agli inquirenti. Non solo, ma il giovane aveva a disposizione anche un altro badge trovato nella sua auto parcheggiata vicino all'abitazione della fidanzata, una soldatessa della base americana, e intestata a un soldato americano. Nell'interrogatorio di garanzia il 25enne ha ammesso di essere entrato nella base in una decina di occasioni utilizzando i 2 pass. Le 2 ragazze sono cadute dalle nuvole quando sono state sentite dagli inquirenti. Il 25enne marocchino si era spacciato per un cittadino statunitense, ex militare in congedo, ora impiegato come ingegnere elettronico in una fabbrica per componenti per aerei militari. Alle soldatesse il giovane magrebino, che parla sia inglese che italiano, ha spiegato di doversi recare spesso dentro la base proprio per motivi di lavoro. Molte le bugie raccontate dall'uomo, più andavano avanti con le indagini, più gli investigatori trovavano nuovi dettagli, all'apparenza inquietanti, come i viaggi del 25enne a Bruxelles, diventato uno degli snodi cruciali per le cellule radicalizzate. Restiamo a Treviso perché non ce l'ha fatta Giovanna Fanton, 91 anni, investita ieri ad Arcade, ieri sera, lo ricorderete, avevamo dato notizia nel nostro telegiornale di Treviso mentre stava attraversando le strisce pedonali perché è morta poco dopo in ospedale.
Stava attraversando le strisce pedonali quando ad un tratto è stata investita. La vittima è Giovanna Fanton, 91 anni. L'incidente è avvenuto ieri poco prima delle 19 in via degli Alpini ad Arcade. L'automobilista, che si è subito fermato, ha detto alle forze dell'ordine di non aver visto l'anziana attraversare la strada. Alcuni testimoni hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e le soccorse del 118. Le condizioni dell'anziana sono apparse subito molto gravi. La 91enne è morta poco dopo il ricovero in ospedale. Era molto conosciuta in paese, svolgeva l'attività di volontariato ed assistenza ad una signora. Ieri sera stava tornando a casa dopo aver svolto il servizio. Attiva, stimata ed amata dai cittadini, Giovannina, così la chiamavano tutti, lascia il figlio Moreno Zonta, presidente del gruppo ciclistico Arcade. Molto colpito per il drammatico incidente anche il sindaco Domenico Presti. L'avevo vista proprio ieri mattina al bar durante la colazione, ha detto. Mi si è avvicinata e abbiamo chiacchierato come sempre. Ci siamo lasciati dicendoci che ci saremmo visti il giorno successivo. Purtroppo non sarà così. Il conducente del mezzo, un 60enne, sarà indagato per il reato di omicidio stradale. Nel Vicentino adesso una notte di paura e soprattutto di grande lavoro da parte dei vigili del fuoco per un incendio che è partito dal tetto di un'abitazione a Malo. Allora ci racconta tutto in collegamento telefonico da Malo il nostro Carlo Inghileri. Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Malo nel Vicentino, dove un incendio ha completamente distrutto un'abitazione di 3 piani. L'edificio è stato reso inagibile e 3 persone sono state fatte evacuare e hanno passato la notte dai parenti. Un incendio, quello che è stato raccontato anche dai testimoni, che è veramente dalle dimensioni spaventose. Le fiamme, secondo chi ha lanciato l'allarme, si vedevano da centinaia di metri di distanza, tant'è che l'allerta è appunto stata data ai vigili del fuoco da tanti residenti che hanno visto quella macchia rossa a Campipiani di sotto, a Monte di Malo, quindi hanno telefonato appunto ai pompieri. I vigili del fuoco sono corsi da Schio, a Zignano, Vicenza e i volontari di Tiene, per un totale di 15 operatori e 5 automezzi che sono riusciti a circoscrivere e a spegnere le fiamme, evitando la propagazione all'intera abitazione. Le fiamme divampate nel sottoportico, mentre nessuna persona fortunatamente era in casa, si sono subito estese alla copertura del tetto, andata completamente bruciata. Insomma, l'incendio si è sviluppato in pochissimi secondi. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai sono terminate dopo circa 5 ore. Le cause del rogo sono attualmente al vaglio dei tecnici del Vigili del Fuoco. E direi che da Malo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghileri che ci ha raccontato questa notte di paura nel Vicentino, ma è stata una notte di paura anche nel Padovano, soprattutto nella zona industriale a Torreglia, sui Colli Euganei, per una perdita di gas da un distributore. L'emergenza è rientrata soltanto dopo alcune ore. Paura a Torreglia per una perdita di gas liquido che ha messo in apprensione i residenti della località sui Colli Euganei per il pericolo di esplosione rientrato solo dopo la mezzanotte. I vigili del fuoco sono intervenuti in serata in via Montegrotto presso un distributore di carburante per una perdita di GPL in fase liquida. Le prime squadre arrivate sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, facendo bloccare il traffico in entrambe le direzioni e bloccando anche l'accesso alle aziende della zona industriale di Torreglia. Dopo varie verifiche, presente sul posto un addetto alla manutenzione dell'impianto, i pompieri hanno individuato la perdita nel corpo pompa di alimentazione della colonnina di GPL. Si è provveduto così ad isolare la fuoriuscita e ad applicare dei tappi. Un ulteriore controllo dell'impianto è stato effettuato dagli specialisti del nucleo biologico, chimico e radiologico di Mestre. Sul posto il sindaco di Torreglia e i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, che hanno impegnato 13 uomini e 4 automezzi, sono terminate poco dopo la mezzanotte. Come sappiamo, da ieri pomeriggio fino a domani mattina è stata lanciata la preallerta per il maltempo in tutta la regione. La prima fase di questo maltempo si è avuta la scorsa notte e i disagi maggiori nella Marca Trevigiana, interessata da nubifragi e forti raffiche di vento. Una ventina gli interventi a cui sono stati chiamati i vigili del fuoco, principalmente per, come vediamo in queste immagini, alberi sradicati. Danni maggiori tra Ponzano e Paese, ma anche a Treviso, in zona aeroporto e Quinto. Si è trattato di tagli pianta di medie dimensioni. Il più impegnativo
proprio tra Treviso e Ponzano. A Morgano si è verificato anche un principio di incendio causato da un fulmine. A Paese gli alberi caduti sono finiti sui cavi elettrici, come in questo caso vediamo nelle foto. 5 le squadre del 115 al lavoro per tutta la mattinata per liberare le strade da piante e rami e rimettere in sicurezza le zone più colpite. E a causa del maltempo e dei rami caduti sui binari, molti anche i disagi al traffico ferroviario. Dalla Castellana al Coneglianese sono state predisposte corse sostitutive con i bus. E ovviamente questa ondata di maltempo nuova prevista anche oggi e fino a domani mattina non è che la punta dell'iceberg di un'estate dove il tempo è stato fortemente compromesso dai nubifragi e ovviamente con importanti conseguenze sull'agricoltura. Nel veneziano le fasi più critiche nella zona di Chioggia. Un clima sempre più impazzito che mette a dura prova il territorio. L'allarme arriva da Confagricoltura. L'alternanza tra una siccità iniziata nel periodo invernale e vere e proprie tempeste con bombe di vento e acqua, dichiarato il presidente Rocca, mettono in pericolo le attività agricole. Siamo di fronte a fenomeni sempre più gravi e complessi e per questo chiediamo alla Regione, continua, di intervenire non solo in favore delle imprese che hanno subito gravi danni, ma anche per attivare per quanto possibile tutte le risorse di informazione e protezione. Riguardo alla delicata questione dell'irrigazione, poi chiediamo alla Regione bandi specifici nel piano per lo sviluppo rurale. È necessario utilizzare la poca acqua a disposizione con impianti di nuova generazione che non sprechino inutilmente l'acqua. Il 10 agosto Chioggia è stata colpita dalla bomba d'aria, spiega il responsabile dell'ufficio di zona di Confagricoltura. Queste eccezionali correnti d'aria hanno spazzato via alberi che si sono schiantati sulle case insieme a tegole e tettoie. Alcune nostre aziende agricole sono state colpite con danni gravissimi. Nel veneziano, in particolare in aree come quelle di Chioggia, fenomeni relativi ai cambiamenti climatici si sono succeduti senza tregua. Per questo Confagricoltura chiede aiuto alla Regione. È fondamentale, dicono, che intervenga fornendo sostegno alle aziende danneggiate. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi andremo a Padova per l'appello di una sessantina di professori. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Prima della pubblicità parlavamo di un appello di una sessantina di docenti padovani. Perché? Perché chiude da oggi, per motivi di sicurezza, lo storico liceo artistico Pietro Selvatico. Allora questi 60 docenti lanciano un appello alla provincia perché non venga abbandonato del tutto. Il problema però, quello cronico, già ribadito più volte, è la mancanza di fondi per il restauro delle scuole. 60 docenti del liceo artistico Pietro Selvatico si oppongono alla chiusura dell'edificio. Lo scrivono in una lettera aperta indirizzata alla provincia di Padova. Perché tanta fretta nel chiuderlo se giusto l'anno scorso era stato adeguato alle norme antincendio? Chiedono al presidente della provincia Soranzo. In realtà lo storico e monumentale palazzo, di proprietà del comune ma la cui manutenzione straordinaria è a carico della provincia, dopo oltre 100 anni non è più sicuro. Gli studenti dal 13 settembre frequenteranno le lezioni tra la succursale di via Belzoni al Portello e l'ex Enaip vicino al Marconi in via Manzoni. L'appello dei professori si conclude con un SOS perché lo storico palazzo, dal quale sono usciti fior di artisti e docenti dell'arte padovani, anche per la sua collocazione rimanga vivo. All'interno sono ospitate importanti collezioni di opere d'arte. Ed ora la mostra del cinema di Venezia, che vive i suoi momenti clou in questi giorni. Abbiamo visto l'arrivo di Matt Damon e di Ethan Hawke in questi giorni, aspettando George Clooney. Oggi il giorno di due leggende di Hollywood come Jane Fonda e Robert Redford, che sono in laguna perché questa sera riceveranno il Leone d'Oro alla carriera, ma anche per presentare il film Le nostre anime di notte, un film appunto con Robert Redford e Jane Fonda, che stamattina ha ricevuto applausi alla prima mondiale per la stampa alla mostra del cinema. Our Souls at Night, il film prodotto dalla Netflix, non si vedrà al cinema ma nello streaming della piattaforma il 29 settembre, un film definito romantico e tenero, ovviamente con i due grandi mostri sacri del cinema hollywoodiano, soprattutto degli anni 60 e 70, il cosiddetto cinema di impegno civile hollywoodiano. E poi questa sera la premiazione con il Leone d'Oro alla carriera per entrambi.
Io vi ricordo che se avete disagi, problemi da risolvere, è sempre attivo il nostro servizio, lo dico ad Antenna, e le modalità sono quelle che vedete in sovraimpressione, le ripetiamo insieme: redazione @Antenna3, se volete scrivere una mail per sintetizzare con le parole qual è il vostro disagio, oppure se lo volete dire un messaggio alla segreteria telefonica 0422 023 0898, oppure se volete descrivere questo disagio con una foto potete mandare un WhatsApp o un SMS al 351 175 5340. Come sempre noi verremo da voi per documentare il disagio, il problema, e cercare, come spesso abbiamo fatto, di risolverlo. E adesso vediamo quali sono le previsioni del tempo per le prossime ore. Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Con l'arrivo del mese di settembre giunge anche il ciclone Poppea, che porterà tempo fortemente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto rovesci e temporali diffusi su gran parte del territorio e distribuiti in modo irregolare. Ci sarà anche un crollo termico con temperature massime che saranno comprese tra i 21 e i 29 gradi, valori notturni attesi sui 17-21 gradi circa. Andiamo ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui rovesci e temporali diffusi, localmente anche forti, specie sui settori montuosi. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime risultano essere in calo, previste tra i 23 e i 25 gradi, minime sui 19-21 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Maltempo diffuso anche qui, con rovesci e temporali possibili su tutto il territorio e possibili anche locali grandinate. Crollo termico di circa 10 gradi, temperature massime sui 24-26 gradi, valori notturni intorno ai 18 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati meridionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Siamo in chiusura, però vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20 e 10, un tema delicatissimo e quindi puntata da non perdere, perché si parlerà di vaccini in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Daremo alcune indicazioni utili ai genitori per non trovarsi impreparati al suono della campanella. In studio con Francesca Bozza, Ugo Lessio, segretario FISM Veneto, la Federazione delle Scuole Materne, e Giovanni Gallo, dirigente del Dipartimento Salute e Igiene Pubblica, distretto di Treviso dell'ULS 2, Marca Trevigiana. Quindi appuntamento da non perdere questa sera con 20 e 10. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.